Amici e amiche di A Caccia di Nuraghi dentro Full Channel, come vediamo un'altra bellezza, la Domus Dejana Sorum, e come vediamo in realtà, come riporta qui la cartellonistica, è una sepoltura ipogeica del Neolitico recente, che andiamo a vedere da vicino. È formata da due cellette, Domus Dejana Sorum, scavata nella roccia, con più ingressi. Guardate che bello. Non diciamo tanto perché è meglio sempre dare spazio alle immagini che alle parole davanti a bellezze di questo tipo. Ricavata dalla roccia. Vediamo, comunemente chiamata Domus Dejanas, è nella realtà una sepoltura ipogeica risalente al Neolitico recente, di struttura bicellulare. È interamente scavata sulla roccia granitica, le aperture laterali sono dovute ai cedimenti della struttura rocciosa, mentre il portellone di accesso risulta ben lavorato con lo scalpello. I corpi dei defunti vi venivano depositati dopo il rito di inumazione. Vedete un altro corpo di granito in fondo. Siamo alle spalle di questa tomba ipogeica. Risaliremo sopra, ma non ci sarà niente di più di questo costone granitico roccioso da vedere. Vediamo la struttura dall'alto. Ben chiare qui le scalpellate. Guardate che cosa riuscivano a fare. Assurdo. Purtroppo poi qualche deficiente è arrivato come al solito a impiastrare, come vediamo qui, i muri.
Sembra proprio una scritta recente probabilmente. Cerchiamo di capire se troviamo qualcosa di interessante, ma mi pare non ci sia niente di che. In parte crollata. Ok. Bene. E niente, vi salutiamo anche da questo stupendo sepolcro di età neolitica, Domus de Janas, Sorus. Ciao ragazzi.